Innanzitutto cosa non è questa mostra? Non è una mostra noiosa, non è una mostra scontata, non è una mostra già vista. È una mostra al contrario coinvolgente, emozionante e inedita. Perché? Perché parlare della Maddalena potrebbe sembrare abbastanza semplice, scontato, è una figura che conosciamo, ma è al contrario una figura che è contemporanea, che racconta, è un'eroina femminile che è caduta nel peccato secondo la tradizione, è una donna sconfitta, una donna però che ha il coraggio di riaffermarsi e di diventare quella che conosciamo, una santa per eccellenza. È una santa simpatica, ne conosciamo tantissimi di santi, uomini e donne nella tradizione cristiana, ma quelli che più entrano nella nostra simpatia sono quelli che escono dagli schemi, come San Francesco che è disperato, disgraziato nella sua gioventù e quindi si dà alle feste, ai bagordi, vuole andare in guerra. Lo stesso è la Maddalena, una prostituta, ed è proprio lei al contrario che si afferma e diventa l'eroina che conosciamo. È una mostra imperdibile perché vuole emozionare. Come la Maddalena vivremo in mostra tutte le emozioni, la paura, lo sconforto, la perdita, la desolazione, ma dall'altra parte avremo anche le stesse emozioni positive, quindi la gioia, la speranza, l'amore. Tutto questo noi vogliamo offrire al pubblico, un Atlante delle emozioni.